Vediamo qua. Anch'io. E dopo il dottor Franzina mi riprende. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. E do il benvenuto al pubblico anche presente oggi e dico soprattutto ai ragazzi che sono qui. Guardate che è un momento importante, non solo per voi e per la vostra mamma, ma per la comunità anche di Casalserugo, perché siamo qui in uno dei luoghi più significativi nella regione del Veneto, a Venezia, ed è il Palazzo Ferrofini, cioè il palazzo che è sede del Consiglio regionale, una delle sedi della nostra regione e uno appunto dei luoghi più importanti del Veneto. E siamo qui oggi col proporre una figura e anche un'iniziativa. La figura è quella della Signora del Natale. Allora, quando noi pensiamo al Natale, noi pensiamo per la nostra storia, per la nostra religione, per la nostra cultura, alla figura di Gesù Bambino. E quindi questa è la dimensione religiosa, intima che noi abbiamo. Poi, senza, voglio dire, tenendo quella come riferimento, poi c'è anche una dimensione, tra virgolette, più ludica, che rientra nella cultura generale, che è rappresentata da figure come quella di Babbo Natale. E nell'immaginario collettivo c'è la figura di Babbo Natale, che è quella di un uomo, però ci può essere anche una figura femminile, appunto una signora del Natale, che come Babbo Natale cosa fa? Dona, non fa regali, dona, perché quando tu doni qualcosa implica anche un coinvolgimento a livello emotivo, vuol dire dare anche qualcosa di proprio in termini emotivi. E c'è quindi una figura femminile che riesce a stagliarsi, ad essere presente, a proporsi in questo periodo che è uno dei più belli dell'anno, e tra i suoi doni ci offre anche quella che è un po' la fantasia, la creatività, che poi è la creatività di Federica Tozzi, una nostra concittadina, che è riuscita tramite una figura femminile e poi tramite il racconto con personaggi e con figure dell'immaginario a darci e trasmetterci dei messaggi che stanno benissimo in questo periodo, che è il periodo natalizio, dove noi abbiamo bisogno di quel calore dato anche da parole e significati che rendono questo momento dell'anno uno dei momenti più speciali e che fanno parte della nostra storia e della nostra cultura. E lo fa poi con dei personaggi tipo Isabel, che viene riproposta in questo testo, che andremo a conoscere, che sono i racconti della Signora del Natale. E il bello di questo racconto è che poi, dopo la narrazione, viene riportata tutta una parte dedicata alla storia del nostro Veneto. E anche questo fa parte della cultura del Natale, perché Natale significa anche famiglia, significa casa, significa relazione. E beh, allora condividere la nostra cultura veneta è proprio un modo per fare casa, per fare relazione, per assaporare quello che rappresenta la nostra storia, i nostri elementi in comune e su questi esprimere il nostro apprezzamento, la nostra voglia di stare insieme, la nostra voglia di valorizzare. Per questo Federica, grazie per essere qui oggi, per presentarci la Signora del Natale e Isabel e questo testo che ci fa entrare a pieno diritto poi in questo periodo natalizio. Quindi grazie per essere qui con noi oggi. Grazie a voi, grazie per avermi invitata. Sì, sono emozionata, quindi grazie che hai aperto tu, hai già spiegato un po' tutto la storia. È il secondo libro di Isabel. Il primo, appunto, parlavo di questa renna, la renna con il fiocco rosso, una renna scelta per caso dalla Signora del Natale, diciamo, è il suo soldato, no? Quella che risolve sempre i guai, i pasticci, è la sua aiutante, un po' come Rudolf per Babbo Natale. E anche la Signora del Natale appunto ha questa renna, Isabel. E questo racconto per me è speciale, perché io non sono del Veneto, io ho sposato un uomo del Veneto, ecco che mi emoziono, mio marito, e sono stata adottata dal Veneto, da Padova, da Casalserugo. E devo tanto, ho
ormai siamo una grande famiglia. E ho deciso appunto di scrivere un libro dedicato ai bambini di Casalserugo. Infatti il libro si intitola La magia del Natale a Casalserugo. E questo mi ha portato poi, grazie alla dottoressa Ruzon, Cinzia, a andare in giro per le scuole e parlare di questo libro, di parlare del territorio, quindi ai ragazzi, ai bambini, affrontare, raccontare di Venezia, il carnevale, i cibi tradizionali, il dialetto, la comunità. È bellissimo, è stato emozionante, posso dire. E ripeteremo il prossimo anno, l'ho promesso. È importante. E raccontaci della signora del Natale intanto, cioè, sì, facci conoscere questa figura. Lei secondo me era necessaria in questo momento storico, era necessaria, perché come ha detto appunto la dottoressa Venturini, Babbo Natale, siamo abituati a Babbo Natale, agli elfi, ma mancava una figura femminile e lei è arrivata all'improvviso, come quasi tutti i miei personaggi, perché io proprio di lavoro sono una scrittrice, di solito scrivo per gli adulti però perché sono un ghost, quindi scrivo per altri, ma questa volta lei è arrivata a me e aveva voglia di raccontarsi, aveva voglia di tirare fuori tutta la potenza, la forza di una donna che sa fare tante cose, riesce, è molto umana. Per quanto no, la magia del Natale, nel libro racconta che lei ha la polvere dorata regalata dalle stelle, quindi c'è tutta questa storia ovviamente per bambini, però fa riflettere. Nonostante comunque è materna, umana, forte, calore. Lei è sempre pronta a tendere una mano ad aiutare e infatti lo fa anche con Casalserugo, perché la magia del Natale viene meno, questo spirito viene meno e lei con Isabel riportano la magia e capiscono che deve tornare a stare insieme, condividere, essere umani. E proprio in questa logica dello stare insieme, del fatto di creare relazione, voi dovete sapere che a Casalserugo è stato realizzato un villaggio di Natale e transitando per la strada principale del paese ad un certo punto voi nella sera vedete già a partire dall'imbrunire luci e sembra veramente un villaggio di Natale ed è il villaggio della signora del Natale che ospita anche i bambini di Casalserugo. La Casa Rossa. Ed è questo un modo appunto per creare comunità e devo dire, e va anche il ringraziamento a questa famiglia che ha messo a disposizione spazi propri per far divertire i bambini e per realizzare, creare un momento magico per il paese e non solo, permettendo appunto di ritrovarsi, di fare festa e attorno alla figura della signora del Natale fare riscoprire quelle che effettivamente sono le relazioni. Il personaggio poi, la figura, l'animaletto che ha caratteristiche anche umane, rappresentato da Isabel, ha un fiocco rosso. Perché un fiocco rosso? Sì, in realtà quello è il simbolo, sì. L'ho voluto dedicare alla nostra continua lotta contro la violenza su noi donne che veniamo spesso, posso dire, discriminate, umiliate in ogni modo possibile, fisicamente, psicologicamente. E quel fiocco rosso per me è molto importante. Il mio desiderio, mi piacerebbe vedere fuori ogni casa, ogni giardino un fiocco rosso, dico la verità, proprio per far vedere l'unione, riuscire tutti insieme a cambiare le cose. Quindi ecco, ho inserito all'interno molti simboli e questo è molto importante. E quello che vi dicevo prima, si cercano di trasmettere messaggi attraverso appunto la simbologia all'interno di questo libro. E come vi dicevo poi ci sono richiami appunto alla nostra regione del Veneto e la cosa singolare, secondo me anche particolarmente positiva, è il fatto di Federica che proviene da Roma e arriva nel nostro paese e decide appunto di entrare nel vivo e di conoscere la cultura veneta, la storia veneta e di riproporla appunto in un testo per bambini, perché proprio partendo dai bambini noi trasmettiamo l'amore per il Veneto. Ed è bello e mi verrebbe da dire appunto singolare che una persona
non nata in Veneto, ma che arriva nella nostra realtà, la fa propria e anzi vuole essere una persona che valorizza in modo particolare il Veneto, i veneti. Assolutamente. E lo vediamo appunto in questo Sono libro, in una innamorata. parte dedicata. Sì, tutta l'ultima parte è proprio dedicata, parlo di Verona, Giulietta e Romeo, appunto come ho detto prima, Venezia e il Carnevale, il dialetto che purtroppo sta venendo meno. Io mi sono confrontata con le insegnanti e i bambini oggi non parlano il dialetto e per me è una cosa molto grave. Il dialetto va preservato, dobbiamo tenerlo, dovete tenerlo assolutamente, le vostre radici vanno rispettate. E oltre quello parlo anche di Padova e la sua università, Galileo, e in un modo molto divertente, però visto che i ragazzi apprezzano, i bambini apprezzano e in questo modo riusciamo, no, come dire, ad accendere la curiosità per poi continuare, perché ho parlato anche del lago di Garda, poi ho inserito anche magari il contesto Gardaland, Movieland, il parco divertimenti, però intanto ho toccato il Garda, ovviamente la nostra parte, quello abbiamo c'è tanto, abbiamo scritto tanto, E poi le Dolomiti. C'è una parte per concludere dedicata anche alla cucina. Sì, c'è un ricettario. E hai voluto inserire la cucina sì. perché? Cucinare, intanto io penso che il cibo ci unisce, anche questo, e ci rende migliori. E poi l'Italia penso sia la patria della cucina, no? Abbiamo del cibo. Tu sei una brava cuoca. Sì. La signora del Natale è anche si una brava cuoca. Si vede, ahimè. Conferma Michele. Esatto, conferma Michele. Sono delle ricette semplici da fare tranquillamente, anche senza l'aiuto di un genitore o di un nonno, proprio per anche questo, coltivare questa passione della cucina. Sì, per un bambino è importante. Ecco, allora abbiamo conosciuto la signora del Natale. Emozionata. Allora Federica è l'inizio, sicuramente la signora del Natale prenderà piede. Allora, la figura di Babbo Natale, voi capite, è da decenni, secoli che ormai c'è questa figura. E la signora del Natale un po' alla volta si affermerà. Anche perché ha il suo vestito. Ecco. Ma riusciamo a vedere, c'è qualche immagine, una foto? No, riusciamo. Riusciremo a recuperarla perché chiaramente la signora del Natale è anche vestita per l'occasione del Natale e appunto inizierà, prenderà sempre più piede, la vedremo quindi nei prossimi anni questa signora che donerà, ma abbiamo capito che cerca di donare non cose materiali, cerca di donare messaggi, valori, ideali che cercano di far rivivere il vero spirito del Natale, che rimane quello della famiglia, che rimane quello della relazione, del fatto di ritrovare il calore dei rapporti, che poi sono quelli che fanno la differenza. Poi sì, ci stanno anche i regali materiali durante il periodo natalizio, però sono il principio di qualcos'altro, cioè il regalo in realtà contiene in sé l'amore e l'affetto della persona che lo dona, ed è quello l'aspetto più significativo. E allora con questo spirito appunto di valorizzazione delle relazioni noi facciamo l'in bocca al lupo alla signora del Natale. Vive il lupo! Perché appunto possa affermarsi e possa essere presente quindi Isabel, la sua renna, con appunto i suoi messaggi positivi, i valori che vuole trasmettere ai bambini, ai ragazzi, alla nostra comunità, la comunità di Casalserugo. E ci vedremo prossimamente nelle prossime occasioni nel villaggio di Natale e adesso quindi a disposizione c'è il libro che verrà comunque distribuito, sarà presente anche nelle scuole del nostro paese? Ci stiamo lavorando. Per adesso è in vendita su Amazon, chiedendolo a me. E quindi tu sei il punto di riferimento. Sì. E, ecco, non possiamo che sostenere questa iniziativa, che è un'iniziativa che fa bene al nostro paese, che fa bene al Veneto, proprio per trasmettere la cultura veneta e i nostri valori. Grazie veramente di cuore a Federica, alla tua arte, alla tua creatività, perché permette a noi di sognare, e il periodo giusto per farlo è proprio il periodo del Natale. Io con Quindi voi. grazie veramente di cuore. Grazie. E facciamo anche un applauso. Ci sta.